che veramente nel ruolo di centrale tu ti stia divertendo e soprattutto tu stia offrendo il massimo rendimento. È il tuo ruolo, no? Una volta per Eh, tutte. sì, sì, io già da quello, adesso mi ricordo 2 anni fa, 3 anni fa, ho fatto mi pare 15 partite da centrale e mi ero già trovato molto bene Con chi l'avevi fatto 15 con gare? Spalletti, da 3 anni fa, centrale, sì, sì sì, e 3 anni infatti fa. sì. E... e già mi trovavo bene, secondo me avevo fatto abbastanza bene, poi l'anno dopo hanno preso Natale e mi hanno messo, tornato a giocare a sinistra, però secondo me mi trovo meglio da centrale, anche per le mie caratteristiche, insomma. Senti, come squadra, hai nominato appunto Spalletti, che differenze vedi tra quella che ha raggiunto la Champions e questa? A livello di organico, a livello di gioco? Come tutto. No, guarda, io potrei anche dire che è abbastanza simile, cioè nel senso, sì, siamo più giovani, ma anche questo, con più voglia anche, e tutto questo lavoro che abbiamo fatto fino adesso è stato proprio dimostrato, no? Che siamo giovani, siamo forti, ci sappiamo, siamo consapevoli della nostra forza. Quindi quest'anno secondo me possiamo fare molto bene. Marino ti ricorda un po' Spalletti come modo di lavorare? Un modo diverso, più... Sì, sì, l'ho già detto anche un'altra volta, ho detto sì, sì, come molto attento alla tattica, anche fuori dallo spogliatoio, fuori dal campo, come si comporta un giocatore, quindi su queste cose sono abbastanza simili. E, e per me è un bene, perché lo Spezia mi sono trovato veramente bene e anche con l'Inisia adesso sto lavorando bene, mi sta migliorando su tante cose e sono più che contento del suo lavoro. Quanto invece è importante giocare a fianco a uno come Zapata? Con Zapata, Lukovic, molto... Esatto, anche Lukovic. Sì. Infatti ci dà anche più sicurezza, anche, sì, anche per me. Sì, devo un po' stare attento alle coperture, ma mica tanto perché, perché se la cavano molto bene da solo. Però tu che sei da tanto tempo qua, hai la sensazione, come l'abbiamo avuto tanti di noi, che soffrite molto di meno? Cioè, per tanti minuti a volte la palla non arriva a Andanovic. È riuscito a tenere l'avversario, e non forse mai capitato. Io da quando sei qua ti ricordi mai una situazione così, tra virgolette, tranquilla? Mm, no, no, penso di no. Penso che quest'anno la forza è della squadra, perché se gli attaccanti iniziano i pressi davanti è dura che l'altra squadra arrivino a tirare in porta. La prima difesa, diciamo, ci fa gli attaccanti. Quello per noi ci garantisce più tranquillità, cioè più tranquillità nel senso di andare in anticipo, cioè sugli avversari, essere coperti bene, quindi è un merito della squadra questo, e del mister che ha messo in testa agli attaccanti di fare questo compito e questo stanno facendo veramente bene. Quando dici possiamo fare molto bene, l'hai appena detto, cosa intendi? Quest'anno possiamo fare molto bene? Partite dopo partite stiamo migliorando sempre, sempre di più. Quello già dichiarato è arrivare alla salvezza a più presto e poi si vedrà. Noi ancora dobbiamo migliorare perché dobbiamo migliorare e comunque siamo a un ottimo punto. Sì, ha ragione Marino a tenervi un po' sulla corda dal punto di vista mentale, come ha detto ieri, no? Dobbiamo giocare col Siena come con la Fiorentina, cioè vuole quasi a volere una risposta da voi, che non dovete fallire domenica col Siena, dal Sì, punto di vista certo, proprio della continuità della mentalità. sono d'accordo perché gli altri anni si sono viste queste leggerezze contro le squadre, diciamo, teoricamente finite, nel senso
il Siena quest'anno sì, non sta facendo molto bene, però adesso hanno cambiato mister. Quando si cambia il mister così, la squadra cerca sempre di fare di più. E dobbiamo stare attenti, ogni partita è importante. Siena, Milan o Fiorentina è sempre una partita che dobbiamo andare al massimo, essere concentrati dall'inizio fino alla fine. Poi i punti valgono uguali. Ecco, sono sempre 3 punti, quindi C'è Bertotto dall'altra parte, no? mi fa piacere di ritrovarlo. L'hai sentito? No, non l'ho sentito all'inizio stagione, mi ha fatto in bocca al lupo. Ti fa piacere comunque? Sì, siamo rimasti, diciamo, un buon rapporto perché ci sentiamo ogni tanto, mi fa molto piacere. Cosa ti ha insegnato lui? Visto che era una persona esperta qui, Direi, il ricordo che hai di lui. guarda, direi parecchio, diciamo tutto, mi ha consigliato parecchie volte c'è su da fare, su tante piccole cose che al momento non mi veniva neanche in mente di pensare in una maniera. E lui mi ha consigliato, sia lui sia Sensini, sia Sottile all'inizio, nel suo modo, però mi ha insegnato parecchio. E quello, veramente trovare queste persone, soprattutto crescere assieme a loro, è stato veramente molto bello per me. Quindi visto anche un po' il carattere di Valerio con Locatelli, questa gente che è abbastanza esperta, che aspetta un Siena molto combattivo domenica. Sì, Che devono dimostrare qualcosa anche loro, no? Come ho detto prima, hanno cambiato il mister e quando si cambia il mister la squadra cioè, diciamo che il primo a pagare è il mister e cioè, la squadra sa che non è così, anche se sono in difficoltà, sanno che qualcosina devono cambiare anche loro, quindi verranno sì, per giocarcela e noi dobbiamo stare attenti che troviamo una buona squadra, che come singola cioè, sono una buona squadra. C'è una partita, scusate se continuo a parlare sempre io, c'è una partita di queste prime 12 che ti ha dato la sensazione di dire ok, questa è una grande squadra? L'Udinese? Sì, quella che ti ha fatto pensare mentalmente questa è una partita importante dal punto di vista mentale. La partita, cioè innanzitutto dopo la partita contro il Napoli, da subito, non mi ricordo Con la Juve. con la Juve, che lì veramente abbiamo dimostrato di avere gli attributi, ecco. Però la partita proprio contro il Parma, che si era messa diciamo male, che loro non ci hanno attaccato poche volte, però sono riusciti a fare un gol, era il pareggio e fino alla fine ci abbiamo creduto e da lì mi ha dato veramente la sensazione che la squadra c'è. Tu sei ancora imbattuto, no? Mi hanno detto che sei imbattuto. Passiamo alla prossima domanda. Brutta. Sei imbattuto. Da perdere. È vero che sei imbattuto? Io non ci ho mai pensato. Tutti hanno in questi giorni detto Felipe è l'unico imbattuto. No, ho perso, cioè, anche la squadra ha perso le 2 partite, anch'io l'ho persa perché ho vissuto cioè, in panchina quelle 2 partite lì e è stata brutta anche per me. 7 gare e potete arrivare. Arrivare? 7 gare, che. Sì, piano piano. Tu sei imbattuto? Contro il Siena. Quindi vuol dire che hai dato No, un ma questo non è importante. Non è importante. Non è importante, sono contento del lavoro che sto facendo, mio e anche la squadra, che veramente sta dimostrando molto carattere. In casa avete sempre battuto il Siena, no? Non lo so. No? Dio, ultimamente Sì, abbiamo perso 2 anni fa 2-1 in casa. L'anno scorso vinto 3-0. No, il Siena bisogna stare attento, ho detto solo così perché hanno dei singoli molto bravi, c'è Maccarone, c'è Locatelli, ha una buona difesa, c'è Portanova, i centrocampisti anche di qualità, Vergassola. come si chiama, De Ceglie. Celli e poi c'è l'altro, c'è Romeno, come si chiama? Codrea. Condrea.